Gialle Copasse, seconda parte. E come la nostra trasmissione va a fare una partita di discorso con un personaggio particolare. Si chiama Mauro Tubet, però artisticamente al passo come DJ Tubet. E è un rapper che disegna un musicista calciante in queste forme contemporanee che ha un stile basato sul ritmo e sul ritmo della lingua anche. E la sua eccellenza è stata che di portare un livello di qualità, un lavoro interessante proprio di coniugare, di mettere insieme la lingua furlane, proprio con questo ritmo musicale. E in queste giornate, in queste settimane, sui social media arriva di tutto, video, audio, dichiarazioni, robis comici e via discorrendo. E Mauro Tubet ha fatto una riflessione, un lavoro interessante, un 10-12 giornate di lavoro, quando in pratica si è inchiata a stasera, no? in tal bunker in qualche maniera. E vorrei di far sentire gli ascoltatori intanto queste sue riflessioni che ha un lavoro non interessante, un lavoro profondo, e dopo il arrivo davanti con il discorso insieme con lui. Timotese, non stai a dirmi cosa smarumis perché l'osti di virus. Dai mo, un po' di allegria, so con l'anime, dai. Se mi avessi detto, biele chiste, che non già mi sono successe noi, che potevano la tor come cocai, biele po', stai a casa mo fantazzins, se veso perché che vendi cura dai vecchi, perché con domani saranno anche no vecchi, ma sono ridotto. Una società che fa discorsi del tipo ma capitano mai vecchi, è una società che è destinata al fallimento. La bontà di una società psichiale per rispetto che è per i vecchi. Pensate in Dianstrop che veneravano i vecchi, non ci credino di sei di mancul, vino di sei di mancul, dai mo, Milansco ven chi ste lenghe, chi si tradizioni cui sa di troppo, dai mo. Allora ciao di Dio, che questa non è una disgrazia ma è una benedizione, per via che ho ven tempo di stacchiare, ho ven tempo di fermarsi un momento, di pensare e di stringi virtualmente tutti i furlani che sono attorno e di pensare alla roba che ha sul serio valore, che non sono i vicini, no? Non è l'economia, no? Non è diventare famoso, no? Non è un bel lavoro, no? Non è mettere 1000 crani su internet, no! Il valore sono gli affetti e il rispetto per queste altre persone. E il valore è il tempo che tu hai per farti scaldare il cuore in base a ciò che tu sei e ciò che tu sai di sei. Allora dopo in che stem count, che ne magari tricky, invece di scrivere monadi su quel osti di internet, lei dopo che l'ardulenca il computer, per sgarfa fuori un po' di storie furlane, un po' di tradizioni furlane, di musiche allegre da nostra gente, magari un po' di storia del patriarcato di Aquilè, che non si fa niente male, visto che siamo in periodo quasi dal 3 d'aprile, sarebbe una figata proprio, che il 3 d'aprile la festa dei furlani si può ritornare ora e che sia finito il virus, dai, io me l'auguri. Ad ogni modo non resta in casa, non ven porre, perché i furlani sono la pielata dura, sapeso, ho venuto, teremos guerris, non sono soffermati, stasi prince a vedere di tornare a partire. Allora, non stai a vedere maron, tirate fuori la gionde e sono ridotto, su poi Dio su una roba. Buttate fuori dal balcone un po' di bandiere furlanis, che mi piace io di quel curisen con la bandiera italiana perché costa in patente, ma occhio, che sta patente tutto il mondo. Allora mettete al centro la nostra bandiera che è rossa e che è blu, la bandiera furlane, ok? Tu un bel esempio del metti l'Italia, il Monce, Cosplas, ma ci rendi di sentirsi un po' fradi in questa disgrazia, che non si fa nulla male. Magari di dopo che l'internet per ascoltare un po' di musiche furlane, che sono tanti artisti come me, che danno la vita per questo. Allora, furlans, non stai a marumisi, e dopo queste benedizioni dal virus, per cirire robis bielis, per sgarfare i vostri riguardi, in tutti i robis bielis che ves, e ci ridi zontalis, come se fossi una stella, un curisen, sflandora al cur sempre di più con robis bielis, mettessi a lei qualche poesia, qualche biel libri, socrodes preait. Ogni roba può aiutare che altre robe e al ven fur un bel pignarul di allegria, perché no furlans, giovani o vecchios, artesti o non artesti,
o ven ghost di sei legris, allora fuori dal balcone e le bandiere furlane, e che all'ara dot ben, c'è più noi esatto il messaggio, ma dote l'ansia sfigo di vel balcone, con niente che chiante, con dei messaggi, dei positivi, sapete, perché anche ti si blocchi i polmoni, sto pore di esprimiti, i furlans non hanno vapore di sei furlans, non hanno vapore di esprimersi, e non hanno giudica masse, perché anche quel ti fa un tic di nervosismo che ti blocca i polmoni. Allora io non so c'è che lei che non si è fermato come, se è l'inquinamento, se è la natura, c'è che lei. Fatto sta come in un periodo di polso, allora do prendilo in maniera babie, per pensare alla vigni, perché non è limita al miglioramento secondo me. Di scemos, di cocai, si arriva a essere un tipo di intelligenza leggendo qualche libro, no? Leggendo anche. Di intelligenza durante il curvi, ven ben l'ante in profondità, stante in armonia con la togliente, tu puoi diventare un po' moralmente più santo. E c'è sao, un domani agnolo, un domani serafino, un domani doglie di Dio, c'è sao io. Non è mai limite al miglioramento. Non stai a limiti all'allegria, alla gionde, furlans. Forza Friuli, io non dico stai a chiesa, perché avessi di coscienza e fallo di besoi. O dico nome, Forza Friuli Furlans, Forza Friuli. Chiste alle Mauro Tubet, che non lo vi in collegamento telefonico, vi mandate in onde la registrazione di un suo intervento che è stato appunto pubblicato o è stato fatto girare sui social media o sui canali sociali, come si dice. Mauro Buondì. Quindi benvenuti in questa trasmissione. Tu ti vieni fatto tornare a sentire. Confermi tu tutto che tu hai detto o dopo l'allegria è calata un po' perché è un momento che non è mica facile di essere allegri sai anche è stato forte pensi anche la parola che dicevi benedizione no? Tu hai cominciato a dire che è una benedizione dici che poi esci da voi dal male e dal malan no? Esatto. Che non è un male che non sia anche un ben che par di ben che è tal male appunto no? Tu dici che poi esci una benedizione che non si usa a recuperare e fiesce valori no? Che prima avevi perduto generalizzando un po' l'ex malus bonum di Sant'Agostino insomma no? Perché come che tu siete tutte culture popolari si dice non è mai un male che sia di un bene io intendevo che sia di anche un bene sì esatto hai veduto che appunto la gente che parole lei dopo stato l'anti in davanti che l'ha veduto poi sul tarco anche sono cominciasse un po' di più muarsi, un po' di più problemi, che parole lei ha fatto un tec di, come si dice, di specie, ecco. E beh, sapevi che è un momento drammatico. È un momento drammatico, ma i furlans di solito al momento drammatico arrivano dal mio ordine stesso, come vi veduto anche le statistiche rispetto al resto d'Italia. No, se un po' faccio per tigni duro in quei momenti terribili. Quasi non riesco io le nazioni, però insomma ho una belle corazza disegno. Mm-hmm. Ma prego. C'è che mi dispiace lei che si vede bisogno di un trauma, no? Che la società del mondo vede bisogno di un trauma per essere uniti in una situazione positiva, che i politici vedono bisogno di una crisi di salute per poter dare 4 francs alle persone per l'anno avanti, cioè che si vede proprio che bisogno di queste disgrazie collettive per arrivare a ripensare un po' se volevo i modelli anche di stare insieme con la società, perché mi pare che prima di questo problema si stava insieme giusto per mandarsi ognuno la propria pubblicità con l'internet, invece che come che le persone si mangiano si vede appunto il valore dei contatti umani, ma anche il valore delle tecnologie che vengono in mano. Quindi il valore che possiamo riflettere anche come ripartire per non tornare a incranire la natura come che era prima, perché abbiamo veduto che il virus alleva a plen tubo, lei che l'aria era un tecno inquinato, forse ti arrivava a gran passi dallo smog, no? Per cui io mi auguro che si rivedi a cercare delle soluzioni, che se di la forza, la voce, la spinta interiore, anche perché sono delle soluzioni collettive. E dopo interiormente, come voi dite, mi auguro che ognuno al mettere a fuoco per certo senso che è pianeta, no? Cioè
visto come in un po' di tempo, così isolati, è una condizione un po' terribile, ma io ne belle condizioni, perché ignarsi sono a fil di pelle, si arriva a sei più sensibili, no? E quindi io si va a domandare, ma c'è significato è la vita, no? Perché qualcuno diceva che se in polvere tornare in polvere, e queste robe non si entra mai tan bene al chiasso. Sono come dei sgaleni che arriva il paron al chiappo al coppe une per mangiare e tutti gli sgaleni si spaventano. In 6 minuti dopo e tornano a becco tacco come se non fosse ceduni e non sono compagni a mettere sgalina rossa. Sì, no? sì. Allora si deve di riflettere sull'importanza delle vite, c'è che è importante per la vita di la vita grande, no? C'è che ti mena in profondità tale il valore e che stai ognuno che chiatti in una direzione che vedi umani. Se dopo si arriva a farlo anche insieme non vede un miglioramento per la società, però io penso che sia una sus perché sta Dio in qualche maniera, no? Ognuno ha la sua espressione, però insomma bisogna arrivare a sgarfare fuori dove che è l'allegria, dove che è l'allegria profonda che nasce da maravè, allora lei sono sicuro che la di vero. E io non penso che prima di questo virus le decisioni si vede che appadis con cuore in mano, ma penso che si vede là fin davanti con delle abitudini che la menano i santi divini, no? E quindi non sai che cosa succede, ma dopo un po' che si comporti in una maniera non corretta al cloppe, no? Sì, sì. E dal tuo discorso non vorresti di avere bisogno proprio di tragedie, di momenti traumatici come questo, Esatto. no? Per ispirare le nostre vite a certi valori che tu hai sempre spiegato bene tu in tal tuo intervento. Magari così, no? Però hai dimostrato che in tale storia proprio da questi momenti traumatici, guerre, pestilenze, taramos, che noi vi fate spesso di discorsi, si arriva le comunità, sui popoli, o sono obbligati, o arrivano ad ore a tirare fuori, no? Le risorse migliori per poter reagire e parlare in davanti. Si auguriamo che no, che sia di così o che sia di colà, si auguriamo che però questo momento, no, favorisce un'onesta crescita proprio dal punto di vista umano e sociale. Esattamente. Io penso, ho anche già riflettuto sul tema delle sofferenze, anche perché come se non vuole donne la sofferenza de parte più pura del mondo, o se anche aiutato forse di parte un po' più chiaramente pure e contraddittorie, no? Invece che aiutarsi tra che donne delle comunità europee, se aiutarsi di che non avresti mai creduto, no? E quindi anche restando a casa con un cellulare, un computer, o se non te spiegassi come che sono gli stranieri che arrivano qua, quindi come io penso che si rivedi avere più empatie. Sul discorso di sofferenza avevi appunto riflettuto o sai che è un motore, chiaramente con che si strecciasse si tira fuori il migliore. Però penso che non sia di nome la sofferenza che è in grado di renderci in qualche maniera più babbios, più savis, ma che sedi anche la parte positiva, anche la parte profonda, anche la parte bella di vita che arriva da un'intuizione. Certo, sono due movimenti che si aiutano, perché buttando in basso è più facile che la grinta per tornare a venire fuori con la ridris plantata e tal vera, ecco. Però non è nome la sofferenza che non si aiuta, ecco. Non vuoi fare un elogio alla sofferenza, ecco. Insomma. Sì. Mauro, tu in questi giornati, no? Tu hai fatto anche una nuova canzone, no? Sì, in freestyle, chi non sa che vuol dire, ma sai che è il freestyle, che è dedicato proprio al Covid-19, c'è il freestyle? Il freestyle è un'improvvisazione, una roba fatta che se disaresse in furlan popolare, un te grezzo, se disaresse un discorso. Beh, ma un stile libero si può dire. Sì, un stile libero, esatto. Allora dico che non è tan pensata, alle fa di dietro. Non c'è forme improvvisate. Esatto, si dice che è un instant song, cioè una canzone che talmente tante sburrite di alt che tu le fai solo di corse. Io scuso proprio te fare di corse, difatti dicendo dal punto di vista audio non ha la solita qualità con i mezzi, perché chiaramente come si arrabbia queste attività produttive, quindi
dopo essere tornato al mio studio. Tu hai fatto tutto in chiesa? Ho fatto di corsissime che non ha la stessa qualità, però la verità del messaggio, tornando al 12 basse in Cumocio, la strizzata mi ha dato grinte per dire che ho voluto si rididino in italiano per fare anche un esperimento, perché sto facendo esperimenti anche su un altro discorso, per capire troppo che la lingua italiana è poi burtati di più o di manco lo compagno delle lingue furlane, quindi anche questo fa parte di un esperimento, perché io non sono tanto convinto che sta baiao, che sta italiano, specie viventi in Friuli, di una roba che ti porta qui lontano, però ogni tanto, visto che sei bilingue, sento anche l'esigenza di fare italiano. Mauro, Cristian, la regia è già pronta per farmi usare le sintì. Perfetto, allora sburtengo. Coronavirus, quello che ci tocca vivere, quello che abbiamo vissuto è qua, testimonianza della realtà. Covid-19, persone in assembramenti tra gli sci, poi a pacchi nei parchi coi parenti, finché non rischi di vedere gli spettri ti senti. Van Damme, l'Italia non sarà Wuhan, pensi. Sistemi mediatici, psicosi da futuri distopici, c'è chi calca non dà da panico, confini patetici, come viene vista l'Italia che critica gli altri. Se il virus è dappertutto, fuori che a casa ti sgarbi, niente angoscia, lavati le mani sotto l'acqua che scroscia, copriti il naso e bocca se la tosse t'accascia, anche se uscire solo per necessità de boscia, resta a casa boccia, qua fra Conte e Federica c'è una rapsodia di provvedimenti, finisce prima il tunnel per autocertificazioni degli alimenti, spero che oltre le fabbriche chiudono un po' anche i bombardamenti, con gli animali che di sti tempi riprendono i loro naturali possedimenti. Andrà tutto bene, anche se distanti siamo assieme, andrà tutto bene, hey hey, tu non temere. Tu la paragoni a una guerra ma una crisi economica, smart working ma da casa al lavoro si decuplica, parente e matrimonio in una videochiamata gotica, luna di miele virtuale, viaggiare tra museo e basilica, ora tutti dobbiamo ragionare come un unico pianeta, consumare meno, lavorare meglio, vivere meno in fretta. Questa decrescita da virus pare perfetta, se insegnano a tagliare la salute per un batter moneta. Medici volontari sanitari siete i nostri supereroi, grazie a Cina, Russia, Cuba, come faremo senza di voi? Qual problema? Sono i runner, non chi torna dai suoi. Voglia dell'uomo forte, ma per gli italiani è inutile poi sto lockdown. Io resto a casa come l'hashtag, siamo noi il virus quando l'egoismo sovrasta. In sto tempo di quarantena io mi immagino il futuro, migliorare e meditare per creare un miracolo più puro. Andrà tutto bene, anche se distanti siamo assieme, andrà tutto bene, hey hey, tu non temere. Andrà tutto bene, anche se distanti siamo assieme, andrà tutto bene, hey hey, tu non temere. È interessante, Mauro, no? Interessante, al domine chiste sotto di scongiuro, no? Chiste proposito, andato che l'ha tutto bene, e chiste è chiaro che dipende di noi, dipende tanto, no? dalla solidarietà umana e sociale, che è un miracolo, no? Fra i robi sbielis, no? Fra i benedizioni che tu dici che vi odin anche da queste, no? Da queste tragedie. Solidarietà che a altri livelli, per esempio a livello europeo, invece non si arriva a dire. Esatto, ma appunto come tu hai detto, c'è che si vede che la società, oltre a aver fatto in qualche cranio, però in questo momento si vede che si pensa proprio sulle persone che danno una mano, sui lavori che danno una mano, che sono anche gli unici di arte, no? Quindi vendi scogniti che il valore che gli dà in mano, che gli dà in donne e che anche di decidi personalmente e collettivamente con un fuoco interiore, con una luce che è dettata di una calma che qualche dono ha portato te preghiere, qualche dono te letture, te arte, un altro che ti concentri, che ti rilassi, che ti porti donne a disegnare o come vuoi declamarlo. Bisogna là in questa direzione, in maniera collettiva e non porre di
di affrontare questi problemi come lo stiamo affrontando, sarebbe da più valore alla cultura, da più valore all'istruzione, alla salute, che sono le robe che non stanno in piso dal punto di vista fisico, e dopo dà valore anche alla parte di salvezza, perché appunto la salute, la ridrisa di queste parole è sia salute che salvezza, quindi non possiamo essere complessi e se in salute sta bene, quindi fare bisbuini se là in armonia con la natura, se non vengono bilanciati questi due parti, quindi abbiamo bisogno il prima possibile di poter tornare a bracciolarsi con una forma rinnovata, come se fosse un rinascimento, non so, come sì. Essere di che medioevo. Interessante, un lavoro interessante. Mauro, mi dispiace che qui infermassi, però io ti convochi già di Cumò, ti do già appuntamento per Vinas prossimi, che sarà la celebrazione dai 3 di aprile, che Radio Spazio intende celebrare questi novali importanti, con una trasmissione non stop per tutta la mattinata, sarà in maniera continuativa di nuovo fino a misdì e fra gli ospiti i vari piaceri diventi anche te. Ma un lavoro volentieri, tu sai che vuoi mappa perché l'argomento. Bene, augurons Mauro, un abbraccio. Bene, grazie a tutti e buone giornate. Grazie a te per le sbielis riflessioni, Mandi. Grazie. Si fermina qui, grazie per la tua partecipazione telefonica alla trasmissione di voi al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, al Presidente dall'Anci Dorino Favot e al DJ rapper che viene appena sentito Mauro Tubet. Cugliale Copasse si ringa appuntamento domani sempre alle stesse ore. Mandi a tutti. Ove ascoltate Ial e Copasse, una trasmissione di Radio Spazio, parcure di Federico Dei Ros.